sera, candidato nel collegio di Castellammare. Sì. Allora, Dello Ioio, un lungo curriculum fatto anche di tante ed importanti esperienze. Conosciamo meglio la sua figura, la sua persona, quali sono state nel corso, diciamo, di questi anni le esperienze più importanti che lei ha fatto? Beh, io ho 49 anni, sono sposato con 3 figli, sono direttore di un centro per l'impiego della provincia di Napoli, sono stato giornalista all'inizio della mia attività professionale e il mio impegno nel sociale è stato lungo, in quanto oltre ad aver fatto il consigliere comunale dal 92 al 97 a Castellammare di Stabia, sono stato presidente dell'associazione Onlus Agora ed in particolare poi quello che ha caratterizzato molto la mia vita personale è stato l'impegno che ho avuto con un'associazione ecclesiale, Rinnovamento nello Spirito Santo, che è un'associazione molto diffusa in Italia e nel mondo, per la quale ho profuso un notevole impegno nel settore dell'impegno sociale, ricoprendo incarichi sia a livello regionale che a livello nazionale e cercando appunto di portare quello che può essere anche l'attività politica, l'attività quotidiana di un cattolico all'interno delle istituzioni, formando anche fratelli del gruppo. Ecco, l'impegno cattolico sembra una caratteristica fondante del suo impegno politico. Secondo lei l'uno non può esistere senza l'altro? Ritengo fondamentalmente che questo anonimato nel quale si sono chiusi i cattolici recentemente debba essere superato e credo che in politica sia necessario darsi da fare portando quelli che sono i principi e i valori cristiani e adattandosi anche alla dottrina sociale della Chiesa cattolica. Credo che questa caratterizzazione, questo impegno cristiano nella politica che non fa nascondere il cristiano ma lo fa essere aperto alla società debba essere fatto in tutti i partiti ed è per questo principalmente il mio impegno nella lista Cesaro per la provincia, nella quale sono impegnati tanti personaggi della vita civile, della vita quotidiana di tante comunità che sono all'interno della provincia di Napoli e grazie a Cesaro appunto noi abbiamo avuto la possibilità di poter cercare di ottenere il consenso sulle nostre persone. L'impegno appunto nella vita, l'impegno sociale, lo abbiamo ascoltato dalle sue parole, è una caratteristica centrale di quella che è la sua attività umana e anche professionale. Come ritiene, che cosa ritiene di poter fare anche, glielo auguriamo ovviamente nell'ipotesi in cui diventasse consigliere provinciale, per rendere il suo personale impegno sociale un impegno pubblico per la collettività? Essere candidati all'amministrazione provinciale di Napoli significa fare una campagna elettorale nel mio collegio di Castellammare di Stabia molto attiva, molto presente fra la gente. Ascoltando in questi giorni quelle che sono le esigenze di Castellammare mi rendo conto che sono tante e qui è come se la politica non fosse mai esistita, come se la politica per la gente, per la collettività non ci fosse. Sicuramente c'è da dire che l'amministrazione provinciale, la provincia di Napoli, ha tante competenze e funzioni nascoste che oggi non sono ancora visibili nella nostra città perché non sono mai state esercitate. Il programma del candidato presidente Cesaro e quindi il programma che io mi impegno ad attuare insieme con lui nel caso di mia elezione è un programma che guarda molto a quelli che sono i territori e io in particolare voglio impegnarmi affinché Castellammare possa ricevere attraverso l'amministrazione provinciale delle serie opportunità di rilancio, in particolare per quanto riguarda l'occupazione. Le dicevo che sono direttore di un centro per l'impiego e questo significa in particolare conoscere le problematiche del mondo del lavoro, conoscere soprattutto il disagio che i giovani oggi hanno per la ricerca di un posto di lavoro. La provincia deve riappropriarsi del ruolo di politica attiva per quanto riguarda il collocamento e deve favorirlo attraverso l'istituzione di meccanismi che possono portare all'occupazione. In particolare per Castellammare penso, lo dicevo giorni fa ad alcune persone in una riunione, di poter vedere la nascita di un centro di formazione professionale, un
quanto la provincia ha questo tipo di competenza, forzando l'attività del Consiglio provinciale e convincendo eventualmente il Presidente su questa ipotesi, far rinascere un centro di formazione a Castellammare pubblico che possa dare spazio ai giovani, dargli una qualifica e fare in modo che vengano collocati sul mercato del lavoro come personale specializzato e non come operai semplicemente. Oltre a questo ovviamente c'è da riscoprire quello che è il ruolo di intermediazione della provincia con gli enti locali, il famoso principio di sussidiarietà, con la modifica dell'articolo 15 della Costituzione, che deve vederci particolarmente impegnati nel settore della programmazione del territorio, che oggi è poco affidata alle realtà locali, ma molto a vantaggio di poche appartenenze oligarchiche nella nostra città. Credo che anche su questo debba farsi una seria rivisitazione e la provincia, che è ente delegato anche nella materia urbanistica, può essere importante e fondamentale per portare le istanze della città all'interno delle programmazioni urbanistiche territoriali. Lei ha uno slogan che è impegnativo ed ambizioso, soprattutto per un candidato che ovviamente fa campagna elettorale in un territorio difficile come quello di Castellammare, e cioè portare Castellammare al governo della provincia. Sì, Castellammare è stata un po' bistrattata negli ultimi anni, non ha ricevuto da parte di coloro che hanno rappresentato la provincia nel nostro territorio nessun supporto, se non un supporto di tipo clientelare. Credo che Castellammare debba riappropriarsi del ruolo di grande direttrice della politica all'interno della Regione Campania e all'interno della provincia di Napoli, e credo che dare un consenso a me che sono candidato nella lista Cesaro significhi dare il consenso ad una persona che ama Castellammare, che è pronta a dare tutta la sua quotidianità a questa missione, anche perché credo che cristianamente sia importante darsi da fare, in quanto ritengo che la politica sia un gesto profondo di cristianità, sia un gesto profondo di solidarietà e di carità nei confronti degli altri, perché veramente impegna tanto la vita personale di ogni individuo. Castellammare deve rinascere, deve riprendersi, deve ritornare ai fasti di un tempo. Non lo dico perché siamo in campagna elettorale, ma lo dico perché ci credo veramente, e credo che anche la mia vita personale sia stata imperniata su questo messaggio che voglio dare agli altri. Bisogna darsi da fare veramente, dare fiducia alle persone che lo meritano, evitare di sostenere coloro che sono stati oggetto di troppi trasformismi negli ultimi mesi, addirittura negli ultimi giorni, che stanno cercando di salire sulla cosiddetta barca del vincitore. Credo che gli elettori debbano farsi un sereno e serio esame di coscienza adesso su chi affidare il proprio voto, e credo che lo debbano fare sapendo che Castellammare ha le potenzialità per poter vincere questa sfida. Noi stiamo vedendo che la provincia di Napoli in alcune aree è fin troppo presente, ha fin troppo investito per creare occupazione, per creare risorse. A Castellammare questo non è stato fatto. Adesso con la devolution, con questa riforma che c'è stata nel sistema finanziario e fiscale, noi corriamo il rischio di essere la Cenerentola della provincia di Napoli, di rimanere indietro, in quanto dovremmo da soli essere capaci di autogovernarci. Ebbene, abbiamo bisogno di un ente come la provincia che, forte della presenza di tutta la provincia di Napoli, di un rapporto preferenziale che ha con la regione Campania, si dia da fare per la nostra città, per il futuro nostro e quello dei nostri figli. Beh, con questo appello lanciato da Lino Dello Ioio, lo ripetiamo, candidato alle prossime elezioni provinciali del 6 e del 7 giugno per il PDL nel collegio di Castellammare, chiudiamo questo appuntamento